Paran fra lei, come sondrioiedar un fiale libro della commedia I rusteghi del signor Carlo Goldoni, un vero in straveneto. Sto libro qua è una traduzione in portoghese anche in veneto, con la grammatica ufficiale. Il libro l'era paronanza del signor Mistro, Fernando Menegatti, e voi altri vi potete comprarlo anche in tel marca suo. Ben, ben. Prefácio. Fernando Menegatti. Entre as obras-primas da literatura teatral vêneta, I Rusteghi, de Carlo Goldoni, destaca-se não apenas pela riqueza dramática e pelas nuances sociais que retrata, mas sobretudo por ser um testemunho raro e autêntico da língua vêneta culta do século XVIII, uma forma de expressão refinada e formal, que floresceu sob a égide da Sereníssima República de Veneza e que, com a sua queda, viu-se pouco a pouco esquecida. Nesta edição, I Rusteghi é apresentada com especial esmero. Foi cuidadosamente revista, transcrita para a grafia oficial do Vêneto, respeitando as normas ortográficas mais coerentes com a tradição e a fonologia da língua, e acompanhada de uma tradução integral para o português renascentista, permitindo o acesso ao conteúdo a um público mais vasto, sem perder a musicalidade e a fineza. Atto 1. Scena prima. Câmara in a casa de Leonardo. Quarto na casa de Leonardo. Margarita che gli ha soppressa. Lucietta che gli faia calze. Margarita que passa roupas. Lucieta que faz meias. Lucietta. Signora Mare, Margarita. Fioia mia, debito il zefenio e il carnaval. cosa dice? Che bei spazi che avemo a buo. De Diana, neanche na strada de commedia non avemo visto. De feu maravilha per questo? Mi niente affatto. Elsa debito, lo sedes e mise che son maridada. Mai o mai menai nessun yogo vostro signor pare? E sì, saia, non vedeva l'ora che gli si tornasse a maridare. Qualche sera soia, in casa, diceva intra di me, io compatisco signor pare. E io non me vuol menare, non ha nessun da mandarmi. Se el se maridà, andrò con signora Maregna. El sa torna a maridare, ma per quel che è vero, non è niente né per me né per ella. Elsa è un orso, fioia mia. Non se diverte io, e non vuol che se divertimo neanche a noi. E sì, savè, qualche sera da maridare, degli spassi non me ne mancava. Son stata levata ben. Me mare ja era una donna sottile, e se qualcosa non gli piaceva, ja sapeva criare, e ja sapeva menare ma ai suoi tempi ja ne dava i nostri divertimenti. Figurarsi, l'autunno si andava 2 o 3 volte al teatro, e il carnaval 5 o 6. Se qualchedun gli dava una chiave di palco, ja ne menava all'opera, se no alla commedia, ja crompava la sua buona chiave, ja spendeva i suoi buoni versetti. Ja procurava di andare dove ja sapeva che si fava delle commedie buone, da potergli menare delle fioie, ja veniva con noi e se divertivimo. Andevimo, figurarsi, qualche volta ridotto, un pochettino sorriston, un pochettino in piazzetta di stroiaghe, dai burattini e un per de volte ai casotti. Cocche stevimo poi in casa, dovevimo sempre la nostra conversazione. Veniva i parenti, veniva gli amici, anche qualche giovane, ma non era pericolo figurarsi. Carlo Osvaldo Goldoni è un drammaturgo, scrittore e avvocato veneto.
è un dei più grandi drammaturghi europei di sempre. E scrive soprattutto in lingua veneta, ma ha fatto uso anche del francese e dell'italiano.